Spirito Santo, fratelli e sorelle carissimi, non siamo qui per partecipare al folklore dei riti della Settimana Santa, ma siamo ora qui, il Signore ha voluto, siamo in questa piazza oggi, per ricordare l'evento che ci ha salvati. Non ricordiamo come una memoria che sta in testa ogni tanto, ma ricordare come riportare al cuore questo evento che è il fondamento della nostra fede. Che cosa ci ha salvati? Ci ha salvati la volontà di donazione di Cristo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Nessuno mi toglie la vita, sono io che la dono. Nel momento più tragico il Signore, inginocchiato nell'orto degli ulivi, guardò sanguinante al cielo e disse: se possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà sia fatta. Siamo abituati, fratelli e sorelle, ad un volto di Cristo candido, biondo, dalla barba ordinata, che anche l'iconografia ci ha trasmesso, ma nei crocifissi Gesù non mantiene un aspetto angelico. Dice Isaia che tanto è rassicurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Ineguagliabile dolore che è stato inflitto ad un innocente, perché Gesù era innocente. Egli, Dio fatto uomo, ha preso la nostra forma mortale e ha subito le conseguenze del peccato di allora e di oggi, del mio e del tuo. Guardiamoci in faccia, fratelli e sorelle. Quanti vanno davanti al sacerdote per confessare i propri peccati e fanno spallucce come se fossero immacolati, sentono la coscienza a posto. Io non ho ucciso nessuno, vado in chiesa la domenica, sono sempre in casa. Ed invece siamo sepolcri imbiancati, perché quello che ora noi ricordiamo lo ricordiamo perché anche il nostro peccato oggi crocifigge Gesù, crocifigge il cuore di Maria e crocifigge tanti fratelli che vivono accanto a noi e che soffrono del nostro peccato, dei nostri pensieri, delle nostre scelte sbagliate. E un ultimo scandalo, concedetemelo: questo povero Gesù innocente in croce, votato alla morte senza speranza, per amore per me e per te. Se capissimo questo per me, per te, allora capiremo l'amore. Davanti a quest'uomo in croce, davanti al nostro Dio in croce, io e te, fratello e sorella, dobbiamo chiederci: ma davvero mi basta e mi rende sereno, mi giustifica la coscienza il poco che io faccio per il Signore, il poco che dono a Gesù? Abbracciamo la croce così come tra poco l'abbiamo venerata poco fa e così la contempleremo in questa sera quando deporremo Gesù nel sepolcro e avremo quella croce davanti e pieghiamo il nostro capo dinanzi ad essa, perché noi tutti siamo portatori di una croce. È croce la malattia che ti consuma, è croce il problema di tuo marito o di tuo figlio, disoccupati, è croce la morte improvvisa che ti lascia solo, è croce un amore che finisce e ti toglie il respiro, è croce il desiderare di fare il bene quando riusciamo a combinare solo disastri con le nostre forze. Ed è inutile girarci attorno, perché io e te, fratello e sorella, dobbiamo abbracciare la croce. Quella croce ci segna dall'inizio della nostra vita fino alla morte. Ma felice colpa perché il peccato ci merita di poter avere un grande Salvatore. Ed ora con questi sentimenti ci mettiamo dinanzi al terribile spettacolo della croce di Cristo, assieme a Maria, Madre di Dio, al discepolo amato, agli amici, e loro rappresentano la nuova umanità, quella nuova umanità che è donata da Gesù ai piedi della croce attraverso Giovanni e Maria, e noi siamo quella nuova umanità. E invece spesso siamo vecchia umanità, il vecchio del nostro pensiero, il vecchio del nostro peccato, il vecchio del nostro non essere coerenti, il vecchio del nostro essere sempre vecchi dentro, morti dentro. Allora ci doni il Signore di poter stasera
contemplando il mistero della nostra salvezza, avere nel cuore il desiderio almeno di amare un po' di più il Signore e i fratelli, di convertire il nostro cuore e di non far passare in vano questo momento di grazia che è questa nostra nuova Pasqua che ci è donata. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Dopo questi fatti, alcuni amici del Signore chiesero a Pilato di deporre il corpo di Gesù dalla croce e Pilato lo concesse. Anche noi, fratelli e sorelle, vogliamo questa sera ripetere questo gesto di pietà cristiana come segno dell'amore che noi abbiamo verso Gesù, nostro Maestro e Salvatore. Giuseppe di Arimatea, tu uomo buono e giusto, che non hai aderito all'operato degli altri membri del Sinedrio, accostati alla croce. Tu che mentre il Maestro era vivo nascondevi la tua fede nel Cristo, ora che è stato ucciso come un malfattore ed è più pericoloso associarsi a Lui, tu hai il coraggio di osare e chiedi a Pilato il corpo del Signore. Secondo la legge giudaica sei ora impuro perché tocchi un cadavere. Secondo la legge di Cristo ora sei sulla via della salvezza perché osi carità verso il corpo del tuo Signore. E tu, Nicodemo, tu che avevi un posto altolocato, anche tu discepolo notturno e pauroso, ora che tutto è compiuto e la notte sembra avvolgere la tua vita, accostati alla croce del Signore. Tu, membro del Sinedrio, hai imparato dal Maestro Cristo Gesù a rinascere spiritualmente e ora porterai le 100 libbre di aromi profumati per il corpo che ti ha mostrato il vero volto di Dio. E voi, amici del Signore, amici, voi che avete avuto il coraggio di salire fin quassù, accostatevi alla croce del vostro Dio, che è appeso ad un infame patibolo. Sì, amici del Signore, siete dinanzi a colui che sembra uno sconfitto, appeso su quel legno come un malfattore, un legno infame, un patibolo orrendo, un segno di morte, ma è solo questa croce che voi riconoscete ora vi salva. E fra tanto odio è confortante vedere ancora un po' di pietà. Per quanto voi fate vi sarà grata l'umanità intera, sino alla fine del mondo, e il vostro nome per sempre sarà associato e con merito alla Santissima Passione e Morte di Gesù. Ma più di tutti sarà Lui, Gesù, che vi sarà grato, compensandovi con il Santo Paradiso. Sostate, o nobili amici, ai piedi della croce, chinate il capo in segno di riverenza. Su quella croce c'è colui che non è solo uomo ma anche Dio. Inginocchiatevi in adorazione e contemplate il Maestro crocifisso. Non c'è in lui alcuna sembianza umana, per quanto l'hanno sfigurato e maltrattato, ma è sempre il Figlio di Dio e nel suo nome ogni ginocchio si piegherà e si pieghi, in cielo, sulla terra e sottoterra. Su questo legno vi è il corpo amatissimo del Figlio di Dio. Il vostro cuore è adorante perché ora riconoscete dinanzi a voi il Salvatore, attirati da Lui che ha affermato: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Implorate con me, con la preghiera, amici del Signore, la grazia di essere degni di compiere l'opera a cui vi accingete, quella di schiodare e liberare dalla croce il nostro Redentore. E preghiamo: ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Amici del Signore, non è tempo di indugi. La sera sta calando, alzatevi e adorate ancora genuflettendo. Avvicinatevi a rendere omaggio all'afflittissima Madre del Crocifisso. Inginocchiatevi davanti a lei, chiedete a lei il consenso di deporre il corpo di suo Figlio, così da consolarla con questo gesto di pietà e di amore.
Lei, la Madre Santissima, sosta pietrificata dinanzi a tale spettacolo, il bambino che ha dato alla luce, difeso con tante sofferenze, cresciuto, curato, fatto crescere, accarezzato e nutrito. Questo bambino era una piaga, gronda sangue, esanime, morto su una croce, come un assassino. Nel cuore di questa madre vi è una spada, ma col suo sguardo pieno di dignità guarda il suo figlio morto, perché nella fede sa e scorge l'alba del terzo giorno, nel quale il suo figlio risorgerà e farà nuove tutte le cose. Alzatevi ora e rinnovate il saluto con l'inchino e preparatevi ad eseguire il mandato che lei stessa, la Dolorata, vi ha concesso di compiere. E martello e tenaglie, strumenti segni di odio, diventino nelle vostre mani segni di amore. E ora Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, salite e accostatevi sui bracci della croce. Iniziate il vostro lavoro e fatelo con delicatezza. Ricordatevi che è il vostro Salvatore. La durezza della salita al Calvario e della salita sulla croce si trasformi ora nella dolcezza della discesa. Salite le scale. Giuseppe d'Arimatea libera quel capo santo dalla pungentissima corona di spine. Gesù, fratelli e sorelle, dichiarandosi re, non volle la corona d'oro. Tutto quello che poteva dare gloria terrena fu respinto da Gesù. Dinanzi a Pilato, che chiese cos'è la verità, egli indicò: io sono la verità, e noi superbi e ricercatori pretendiamo di poter arrivare a conoscere tutto con la nostra sola intelligenza. Se non riconosciamo e ascoltiamo Lui che è la verità, nessuno si illuda, non potrà mai possederla. Essa è Cristo e queste spine acuminate sul suo capo sono i nostri peccati, compiuti con intelligenza, allontanando da noi per negarlo il Signore Gesù, ridicolizzarlo, cercando la sua esistenza altrove, studiandolo come se fosse un oggetto, una fantasia. Ma Lui è la verità e il modo solo per scoprirla è ascoltarlo. Giuseppe d'Arimatea bacia questa preziosa corona e offrirà il bacio di Nicodemo. Scendi dalla scala e tieni alta quella corona insanguinata. Presentala a questo popolo. Offri ora il bacio degli amici del Signore questa preziosa reliquia, questo trofeo di pietà e di salvezza, a Maria Maddalena. Salvata dal peccato e dall'amore del Maestro, a Giovanni, il discepolo amato, e agli angeli che hanno annunziato la sua venuta tra noi e anche oggi lo adorano crocifisso per noi. Passa Maria Maddalena perché porti Passa Maria Maddalena questo trofeo, che lo porti anche a me, un trofeo d'amore, perché anch'io possa baciarla con amore e devozione. A te la riconsegno, Maria Maddalena, offrila alla Madonna Addolorata e sistemala sul suo capo. Ora la madre, sofferente nel cuore, simbolicamente mette sul suo capo la corona, segno della sua partecipazione al dolore del figlio. Nemmeno le doglie del parto sono dolorose come le doglie del cuore di una madre che perde il frutto del suo grembo. Maria, il Signore della croce, ti ha dato in madre il discepolo amato. Questo discepolo amato siamo noi, tuoi figli, per consegna diretta di Lui. Non possiamo alleviare il tuo dolore, perché siamo noi con il peccato causa di questo dolore. Ma tu, Santa Signora, non abbandonarci, raccoglici quando cadiamo, soccorrici nel pericolo, come facesti con il fanciullo Gesù nei suoi primi passi.
sorreggi anche noi nei nostri passi deboli della fede. Giuseppe d'Arimatea, destra del Maestro. Quel braccio che tante volte aveva accarezzato i bambini e li benediceva, quella mano che si era mossa solo per fare il bene. Tommaso infilerà il suo dito nel foro di questo chiodo e scavato nella sua carne. Egli, incredulo, vedendolo e toccandolo, diverrà credente. Noi, questo foro, fratelli e sorelle, lo conosciamo bene. È la nostra firma sul corpo del Signore. Quelle sue mani ci hanno donato il pane da mangiare, il vino da bere. Gesù ci ha donato se stesso e noi lo abbiamo ringraziato e lo ringraziamo con il nostro peccato. Un colpo di martello dietro l'altro. Quel foro che diverrà segno di conformazione a Cristo in tanti santi stigmatizzati, ora è segno della sofferenza di Gesù crocifisso. Quelle mani divine del Cristo, ora maggiormente prodighe di grazia, lo saranno anche per noi, perché Cristo donerà salvezza e benedizione se tu lo riconoscerai tuo Salvatore. Giuseppe d'Arimatea presenta il chiodo a questo popolo. Ecco il chiodo, fratelli e sorelle, un mezzo duro e rozzo, atto a ferire, bucare, mantenere saldo sul legno della croce il peso di un corpo. Questo chiodo, segno di infedeltà, insieme all'altro ha mantenuto aperte le braccia di Cristo. Eccolo questo abbraccio universale, per te, per me, fratello e sorella mia, abbracciati da un amore infinito, che si dona totalmente, che si offre senza nulla lasciare per se stesso. Gesù, chiedendo perdono in questo abbraccio per i tuoi uccisori, lo chiedi per tutta l'umanità e anche per noi, fratello e sorella, perché noi, ogni chiodo, ogni flagello, ogni spina, ogni livido, lo diamo al Signore con il nostro peccato. E ora tu, Nicodemo, schioda la mano sinistra del Maestro. La stessa mano che con la destra ha beneficato il popolo, la mano che ci ricorda che un giorno con essa il Signore passerà e tornerà e formulerà a nostro riguardo il giudizio del nostro operato e non ci permetterà più di giustificare le nostre negligenze, le nostre cattiverie, le nostre squallide inclinazioni al male e al volerci vivere, causando sofferenza e morte intorno a noi. Giudizio inappellabile, dove ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Guai a noi se saremo motivo di scandalo, se avremo dato cattivo esempio con le nostre parole, le nostre azioni, se avremo ucciso col giudizio e la calunnia, con la critica ai nostri fratelli, invece di amarli. Non ci aspetteranno queste braccia aperte, ma ci sentiremo dire con fermezza: allontanatevi da me, malvagi. E ora, Giuseppe d'Arimatea, prendi in mano quei chiodi, baciali tu stesso e poggili al bacio di Nicodemo. Avvicinati ai piedi del Maestro. Libera i piedi del Maestro dal chiodo che li affligge al legno. Fallo con delicatezza, perché Lui è il prezioso, è colui che in questo momento viene servito, il Signore, il Salvatore, la bellezza, Cristo Gesù. Baciali e presentali al popolo. Fratelli e sorelle, le terre della Galilea, della Giudea, della Samaria hanno visto passare questi santi piedi, lavati e profumati dall'olio di Maria, asciugati con i suoi capelli, segno di amore che si dona totalmente, quegli stessi piedi che hanno camminato sulle acque, che sorreggeranno il peso stremante della croce ed il corpo, impossibilitati ad accompagnare ancora il diffondersi della parola di Dio. Liberati, ora giacciono privi di vita, ma sono i piedi che vedremo camminare ancora per la strada verso Emmaus, nel cenacolo, e infine dare slancio pur piagati al Signore che ascenderà al cielo nella gloria. E ora, Giuseppe, offri questi chiodi alla venerazione dei suoi amici, che sono ai piedi della croce.
perché li bacino, come se baciassero il loro Maestro e Salvatore. A Maria Maddalena, a Giovanni e anche agli angioletti. Consegnali a Giovanni perché li porti anche a me e li possa baciare e inebriarmi di sì tanto dolore del mio Maestro. Possa, Signore, sentire in me, a nome di tutti, il pentimento dei miei peccati e proponimento di non offenderti più. Giovanni, a cui Cristo ha consegnato ai piedi della croce la sua amata madre, porta questi chiodi ai piedi dell'addolorata. Ecco, madre, ora comprendi le parole e la profezia del vegliardo Simeone e a te rivolte quando presentasti Gesù bambino. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. E anche a te, Maria, una spada trafiggerà l'anima. Ecco i 3 chiodi, Madre nostra. Ecco cosa teneva sospeso il tuo Gesù, cosa lo teneva attaccato a quella croce. O chiodi, che avete oltrepassato le carni umane del Figlio di Dio e della Santissima Madre. Siete stati conficcati nel corpo del Signore perché noi avessimo la vita e ciascuno di noi ha dato il suo corpo di martello per crocifiggere il Signore. Ottienici, o Madre addolorata, di non crocifiggere più le membra del tuo Figlio e la tua anima, il tuo cuore materno, con il nostro peccato. Ma è tempo, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che portiate a termine la vostra opera. Calate dalla croce quel corpo martoriato. Accoglietelo come reliquia preziosa. Portatelo alla sua Santissima Madre, perché possa finalmente stringerlo fra le sue braccia. Ecco l'uomo. Così Pilato presentava Gesù, vestito da re. Ora lo presentiamo a te, o Madre. Guarda come gli uomini hanno ridotto tuo figlio, senza più alito di vita, uomo che il mondo considera un fallito, che il nostro peccato hanno ferito e ucciso, che sempre feriscono e uccidono, quando lo scegliamo come via di morte al tuo Figlio, via di vita, verità e salvezza. Tu ora perdonaci, Madre, per le nostre debolezze, siamo tutti colpevoli, perché tutti peccatori, ma ci affidiamo a te, seppure meritevoli di non alzare neanche verso te lo sguardo. Ci rifugiamo fra le tue braccia materne. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e a te ci rivolgiamo, al Signore morto per noi, con le parole del salmista, il re Davide: pietà di noi, o Dio, secondo la tua misericordia. Ma amici, date anche a me l'onore di stringere al cuore il nostro Dio crocifisso. Presentatelo al popolo. A nome di tutti noi ti chiedo perdono, Signore, a nome di chi anche tra noi non ti ama, non crede in te, ti deride e deride noi che crediamo e amiamo, a nome di chi tra noi oggi continuerà a vivere nella mediocrità, nella fede incredula, che dopo aver assistito alla tua morte non crede nella risurrezione. A nome di tutti ti chiedo perdono, Signore, ma tu benedici comunque.
E ora, amici del Signore, deponete Gesù per la sepoltura. Fratelli, sorelle, il Signore è morto e dinanzi a noi e ci chiede di elevare il nostro sguardo in silenziosa preghiera. Ora possiamo veramente avvicinarci a Cristo con animo grato e riconoscente, perché nel suo sangue è stata fatta pace fra cielo e terra e grazie a Lui, nostro Redentore e Fratello, possiamo nuovamente rivolgerci a Dio chiamandolo Abba, Padre. Possa questa sera nascere nel tuo cuore, fratello e sorella, il proposito di non più deludere il Signore, crocifiggerlo con il tuo peccato, perché se andassimo via da questo luogo, da questa piazza, con i propositi di prima, continueremo a rendere vana la croce di Cristo e Lui sarebbe morto in vano per te. Questa sepoltura sia per noi, o Signore, la prova della risurrezione, perché quando entreremo nel sepolcro sigillato, vuoto, ci renderemo conto che Cristo era morto, ma ora è vivo. Il tuo sepolcro, Signore, è stato trovato vuoto. Permetti che anche il sepolcro del nostro cuore possa liberarsi dalla morte. E se non credi a questo, fratello e sorella, vana e inutile sarà la tua fede e tu sarai nel tuo peccato e nelle tue morti per sempre. Nella tua misericordia continua a guardarci con clemenza. O Signore, fa che la tua passione non sia passata in vano. Inginocchiamoci e preghiamo. O Gesù, deposto dalla croce, che condividi con noi uomini l'estrema conseguenza della morte e ci inviti a deporre tutto ciò che ci crocifigge, egoismo, disonestà, ingiustizie, ipocrisie. Guarda con occhio di misericordia noi, tutti coloro che ti invocano, e fa risplendere nel volto sfigurato di ogni uomo lo splendore del Dio amore. Tu che ci dici con la tua deposizione che il dolore non ha l'ultima parola, dacci la forza di abbracciare le prove e fa che diventiamo strumenti di consolazione e di speranza. Signore Gesù, permetti che la tua morte, la tua risurrezione, aiutino tanti giovani qui presenti a non rendere inutile la loro vita, a vincere la morte, l'inutilità della loro esistenza, perché non credono in te, perché non accettano il tuo amore, perché non lo accolgono. E tu, Vergine Maria addolorata, che tenendo tra le tue braccia il corpo esanime dell'uomo Dio crocifisso, che hai allattato e carezzato, ora sperimenti nel tuo cuore lacerato la violenza del nostro peccato, dell'indifferenza, forse anche ora tra di noi, che intacca l'unità della madre col figlio. Aiutaci a essere strumenti di comunione e di pace. Convertici, Signore. Tu, icona di ogni madre, che piange per i propri figli strappati violentemente al loro amore, intercedi perché possiamo asciugare le lacrime e curare le ferite, essere testimoni di carità e di perdono, custodi del mondo, della nostra vita, della nostra fede, del dono del tuo amore, della salvezza e dei fratelli. Fratelli e sorelle, Cristo con la sua morte in croce ci ha salvati tutti. Scegli di vivere e non di morire. Per la tua santa deposizione, salvaci, Signore. Amen. Iscrudere dolori mius, uno
temprai, is crudelis dolori mius, unu vago contemplai. Is crudelis dolori mius, unu vago contemplai.
capiet malum coram defeci, ut justificentis sermonibus tui et vincas conjudicanis, ecce in iniquitatibus conceptum sum, et in peccatis conceptim me mater mea, ecce in veritatem didexissi, incerte occulta sapientiam Tuae manifestasi mi. Asperger mei sopa inundabor, lavabis me super nivende albabor, audi qui meo dapis gaudium benedictiam, et exultamum nostra umiliata, averte facem tua peccatis meis, et nome dignitas meas ere. Quod mundo crea in me Deus, et Spiritus rectum innova in discelibus meis, ne provincias mea face tua, et Spiritus Sanctum tuo me offeras a me. Credem mi letitia salutaris tui, et Spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impiante convertentur. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultabunt lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea feies, et os meam annunciabit laudem tuam. Quoniam si volisse sacrificium dedissem ubique, holocaustis non delectabelis, sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despices. Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion, ut edificentur muri Jerusalem. Tunc accettavis sacrificium justitia oblationes et holocausta, tunc impone